Grave incidente nella notte lungo la 4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Pullman della Flixbus partito da Torino si ribalta su un fianco, 26 persone in ospedale, un ferito grave, tratto chiuso fino a stamane in direzione Trieste. Morto in ospedale dopo 2 giorni un ventenne veneziano schiantatosi con lo scooter a Pramaggiore. Nella notte altri 2 gravi incidenti tra il Trevigiano e il Bassanese. Contratto di governo, continuano le critiche sulle coperture finanziarie. Federalberghi intanto applaude l'abolizione della tassa di soggiorno. Ieri il 94% dei sì online Movimento 5 Stelle, oggi o domani i gazzebi allestiti dalla Lega. La zia di Cristina Pavesi uccisa nell'assalto al treno Porto Valori dagli uomini di Felice Magnaro incontra l'ex della Mala. Lo perdono, dice la donna. Il call center chiude per 204 lavoratrici padovane, l'alternativa è spostarsi a Milano, inevitabile licenziamenti. Ieri la rabbia in una manifestazione. Il 3 e 4 luglio Piazza San Marco diventa il tatto per il mega concerto di Zucchero, attesa dei fans per la tappa del Best Live, l'annuncio del sindaco Brugnaro. Al Teatro Tognolo di Conegliano la premiazione dei piccoli vincitori degli eco concorsi promossi in Sinistra Piave da Savno e Consiglio di Bacino per insegnare alle nuove generazioni a riciclare i rifiuti. Spettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano c'è la cronaca e ancora una volta parliamo dei drammi sulle strade, o meglio in autostrada, con il grave incidente avvenuto la scorsa notte in A4 in direzione Trieste all'altezza del tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, dove una corriera della Flixbus partita da Torino e diretta a Zagabria è finita fuori strada e si è ribaltata su un fianco dentro un fosso adiacente alla carreggiata. Pochi minuti dopo le 3:30 di oggi è avvenuto l'incidente. Il conducente del bus ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Palmanova, intervenuta sul posto con il personale medico e diverse ambulanze. Una A4 in quel tratto che era ancora chiusa stamane per la rimozione del bus con uscita obbligatoria a Latisana. I vigili del fuoco sul posto anche di Latisana e del distaccamento di Cervignano del Friuli. 26 le persone che sono rimaste ferite, una in particolare in modo grave, le altre molti contusi, altri 5 feriti seriamente. Sono stati portati tutti quanti medicati in ospedale, dicevamo una persona in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Adesso appunto sta alle forze dell'ordine a ricostruire la dinamica di questo incidente che avrebbe potuto trasformarsi davvero in una tragedia ben peggiore. Una tragedia invece che si è consumata all'ospedale di Mestre perché un ventenne di Pramaggiore non è sopravvissuto alle lesioni di un terribile schianto in scooter di 2 giorni fa. Ci racconta questo dramma dal veneziano in diretta telefonica Tiziana Bolognani. Buongiorno, come dicevate da studio non ce l'ha fatta Alessandro Marianna, il ventenne di Pramaggiore, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Postumia. Le sue condizioni di salute erano apparse subito disperate ai soccorritori, difatti dopo 2 giorni di agonia il giovane si è spento all'ospedale dell'Angelo di Mestre. In sella al suo scooter Alessandro Marianna non era riuscito ad evitare l'impatto con un camion in sosta a bordo strada per problemi meccanici. Il giovane stava rientrando a casa dalla Zignago di Fossalta di Portogruaro, dove dopo essersi diplomato stava completando uno stage. Alessandro Marianna lascia i genitori, la data dei funerali non è ancora nota. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Purtroppo ancora incidenti la scorsa notte come quello avvenuto alle 2 circa a Stroppare di Tezze sul Brenta nel Vicentino, protagonista un 27enne di Riese Piodecimo nel Trevigiano che dopo aver perso il controllo della vettura ha centrato una piccola rotatoria, come vedete nelle immagini dei vigili del fuoco, abbattendo una fontana di abbellimento e rovesciandosi con la sua Fiat Punto. I vigili del fuoco arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza l'auto. Il 27enne è stato preso in cura dal personale del SUEM 118 per essere portato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del drammatico, come vedete nelle immagini, sinistro. Ancora un drammatico sinistro, stavolta lungo il Terraglio a Preganziol nel Trevigiano, uno scontro frontale, 4 persone ferite, tra cui anche una piccola di appena 9 mesi. Terraglio, poco dopo la mezzanotte a Preganziol. Il terribile schianto va in scena in pochi attimi. 2 auto si scontrano ad alta velocità, frontalmente. Causa e dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'unica certezza è che nel groviglio di Lamiere ci sono 4 persone ferite, tra queste una bimba di appena 9 mesi. Il boato capita a pochi passi da un ristorante, l'allarme degli avventori scioccati è immediato a SUEM e Vigili del Fuoco che giungono sul posto per i soccorsi.
I 3 adulti sono feriti seriamente, la piccola meno, ma tutti devono essere portati d'urgenza in ospedale dopo essere stati liberati dai pompieri. Le loro condizioni sono stabili, il traffico del venerdì notte sul Taraglio, ancora molto sostenuto, subisce forti rallentamenti, almeno fino a quando i vigili del fuoco non riescono a liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti. Danni evidenti alle auto, è un miracolo che non ci siano state delle vittime. Chiudiamo la pagina della cronaca, parliamo adesso della politica e parliamo del contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord, che è stato chiuso ed è stato sottoposto, come sappiamo, al voto online nella piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle, trovando di fatto un plebiscito oltre il 94% dei sì, ma c'è anche la seconda parte della consultazione, quella della Lega, che oggi e domani allestisce i gazebi nelle piazze. Sono circa 250 in Veneto, una cinquantina circa soltanto nella Marca Trevigiana, aperto a tutti e non solo agli iscritti della Lega per dire sì o no al contratto di governo. Sentiamo. Noi ci rivolgiamo agli elettori, saremo in gazebo in tanti punti in tutta la provincia di Treviso, non solo a Treviso città, con gazebi che chiederanno appunto, alla luce di una sintesi del programma esposta nei gazebi stessi, chiederanno il parere ai nostri elettori. Gazebi allestiti in tutto il Veneto, come nel resto dell'Italia, dalla Lega, per capire se i cittadini condividono o meno il programma di governo definito con il Movimento 5 Stelle. Un fine settimana intenso, peraltro già anticipato in alcune località come a Jesolo, dove i dati raccolti ieri danno un sostanziale consenso al piano di lavoro per il nuovo esecutivo, che lunedì dovrebbe partire ufficialmente con l'indicazione del Primo Ministro al Presidente della Repubblica. Ieri c'è stata la consultazione digitale tra gli iscritti del Movimento 5 Stelle, che si sono espressi al 94% per il sì al programma. Più popolare la scelta leghista dai gazebo. 250 in Veneto, con una cinquantina solo nel Trevigiano, operativi fino a domani senza alcuna esclusività. Potranno andare tutti a vedere, a firmare, oppure solo gli iscritti alla Lega? No, è rivolta agli elettori, non necessariamente agli iscritti. E voi cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo che, letto il programma, le persone secondo scienza e coscienza decidano. Sarà in fondo anche una verifica della base sull'accordo con i 5 Stelle, che ha fatto storcere il naso a molti leghisti e non solo, considerando le ultime dichiarazioni di Forza Italia. Una distanza tra partiti del centrodestra che però non dovrebbe avere effetti in chiave locale, sia su amministrazioni operative, partendo dalla regione, per arrivare a quelle al rinnovo come Treviso e Vicenza, solo per citare le più importanti. Insomma, un fine settimana importante non solo per il governo ma anche per i partiti e l'autonomia del Veneto, perché pare molti sottolineeranno come votino sì per l'accordo solo se porterà a breve al passaggio delle prime competenze da Roma a Venezia. Tra i tanti punti del cosiddetto contratto di governo, c'è anche l'abolizione della tassa di soggiorno, un'ipotesi che viene applaudita oggi dal numero 1 di Federalberghi Veneto, Marco Michielli. Troppi comuni ne hanno fatto carne da cannone, dice, tradendo il principio per il quale era nata l'imposta di soggiorno. Gli introiti di impresa sono stati più volte impiegati per risanare le casse comunali, continua Michielli, spesso hanno preso strade sconosciute quando quella tracciata era chiara, cioè reinvestire nell'offerta turistica. Abbiamo chiesto più volte quale fosse la destinazione di quanto incassato e consegnato alla pubblica amministrazione, ma in molti casi da quest'ultima abbiamo ricevuto risposte evasive o silenzi assordanti. Dunque Federalberghi che plaude all'ipotesi di abolizione della tassa di soggiorno, ma come sappiamo da giorni i punti del contratto sono sotto osservazione e sotto attacco critico da più parti per la cosiddetta mancanza di coperture finanziarie. Allora sentiamo come si è espresso il segretario del Partito Democratico del Veneto, Alessandro Bisato, ai nostri microfoni. Un Partito Democratico peraltro oggi impegnato a Roma nell'Assemblea Nazionale, in una non facile Assemblea Nazionale. Vediamo allora sulle coperture finanziarie Alessandro Bisato. Mi pare che la cosa che emerge con più forza è che mancano le coperture. In sostanza si è ancora in piena campagna elettorale, si danno i riscontri all'universo mondo dando risposte teoriche a moltissimi problemi che affliggono probabilmente anche il Paese, ma non si è in grado di dire che per quelle cose non ci sono le coperture economiche. Ad esempio, riformare totalmente la Fornero significa mettere in campo decine di miliardi di euro necessari. Allora dovrebbero anche dirci da dove vanno a trovare le risorse. Vuol dire tagliare qualcos'altro. Allora forse vuol dire tagliare Stato sociale. Vuol dire che nel prossimo breve periodo ci troveremo con meno sanità, con meno servizi sociali,
Quindi col paradosso che il reddito di cittadinanza avviene al contrario qui, sempre che non vogliamo dire che le risorse andiamo a trovarle tagliando il debito pubblico nei confronti dello Stato, cosa che l'Unione Europea non penso verrà a fare a noi e non farà con la Grecia, come non ha fatto, o con qualche altro paese europeo. Quindi si finisca di fare campagna elettorale e si dicano le cose serie al paese. Nei nostri territori chi si impegna a fare l'amministratore locale sa che non può promettere tutto e il contrario di tutto, perché il giorno dopo deve fare i conti con il bilancio, con le entrate, con le tasse che i cittadini pagano, e non può pensare di rifare tutte le strade, di promettere di fare 50 palestre, le piscine, tutto. Deve darsi delle priorità in base alle risorse che ha. Adesso lasciamo la politica, incontro a dir poco emozionante nello studio di Michela Pavesi, la zia di Cristina, lo ricorderete, uccisa durante l'assalto a un treno portavalori dalla Mara del Brenta nel 1990. La zia infatti ha incontrato uno degli ex componenti della Mala che partecipò a quell'assalto e che ha chiesto perdono alla famiglia della studentessa. È stato difficile, però ho pensato che comunque lui veniva da me ed era un grande passo anche per lui. Quando ci siamo visti, che ho aperto la porta, mi ha detto: signora, non mi guardi con quello sguardo. Io avevo bisogno di guardarlo profondamente negli occhi. Così Michela Pavesi racconta i primi istanti dell'incontro con Paolo Pattarello, di Dolo, da poco uscito dal carcere dopo aver scontato 30 anni per vari reati legati all'ex Mala del Brenta. Lui era un uomo di felice maniero, lei è la zia di Cristina, uccisa nel 1990 dalle schegge del vagone portavalori Venezia-Milano fatto esplodere proprio dagli uomini di Faccia d'Angelo. Cristina viaggiava su un altro convoglio proveniente da Padova, dove studiava, e diretto nella sua città, Conegliano. Anche Paolo Pattarello partecipò all'assalto. Ieri nello studio trevigiano di Michela Pavesi l'uomo ha voluto chiedere perdono alla zia di Cristina. Mi ha detto che la cosa che l'ha tormentato in tutti questi anni di carcere, lui ha fatto 30 anni di carcere, è stato proprio l'uccisione, la morte di Cristina. Paolo Pattarello ha poi raccontato come avessero pianificato l'assalto. Non avevano pensato che ci potessero essere delle vittime, avevano addirittura fatto la prova dell'assalto, avevano usato poco plastico in modo da non aver vittime. Paolo ha pagato per quanto fatto, ha tagliato con quella vita, dice Michela Pavesi. L'ho perdonato perché è una persona che comunque ha dimostrato un grande dolore. Si vede che Paolo è una persona provata, continua Michela Pavesi, non come Felice Maniero. Non lo odio, non ho sete di vendetta, ma il perdono è una cosa seria. Io non darei il perdono a Maniero. Perché? Che cosa ha dimostrato in tutti questi anni? Lui continua a fare la sua vita, continua a fare le sue dichiarazioni e quindi credo proprio che neanche se venisse qui io darei il perdono a Maniero. L'incontro di ieri, sottolinea Michela Pavesi, mi ha dato un nuovo senso di libertà e di giustizia. La giustizia che non ho avuto, che non avremo mai, probabilmente passa anche da questa. E adesso le ore d'angoscia vissute da una famiglia di Bassano del Grappa che questa notte alle 2 ha allertato il soccorso alpino di Asiago perché il ragazzo era il loro figlio di 18 anni, non dava più notizie di sé, non riuscivano più a rintracciarlo. Il giovane, appunto un 18enne, era diretto sull'Ortigara. In base alle informazioni date a un'amica. Una squadra ha iniziato a perlustrare la rete viaria in cerca della Vespa con cui si era allontanata. Controllando malghe e bivacchi, alle 4:30 i soccorritori hanno rintracciato il mezzo parcheggiato nel bosco. Poi proprio da 2 agenti della polizia provinciale è arrivata la notizia del ritrovamento del ragazzo che aveva dormito nel bivacco Campolussi dopo aver fatto una camminata nell'Ortigara. Ieri era arrivato al bivacco attorno alle 19 e poi aveva deciso di fermarsi per non rientrare con il buio, mettendo così in allarme tutta la famiglia. Fortunatamente una ricerca è andata a buon fine. Adesso nel Padovano, torniamo nel Padovano, è una terribile storia di stalking.
La sua storia con una quarantenne era finita da più di un anno, ma non si era mai rassegnato. Un artigiano di 46 anni della zona del Piovese da allora ha iniziato a perseguitarla con atti di gelosia, nei quali in particolare le vietava di frequentare altri uomini. La chiamava al telefono a tutte le ore del giorno e della sera, spesso minacciandola. Lei era presa da ansia e paura tanto da cambiare le sue abitudini di vita. Si faceva perfino accompagnare da amiche e parenti nei suoi spostamenti quotidiani. 3 giorni fa l'epilogo con l'arresto dell'artigiano per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata. Al 112 è giunta una telefonata della donna che in lacrime chiedeva aiuto, barricata in camera da letto, mentre dall'altra parte della porta l'ex fidanzato, entrato in casa dopo aver divelto una finestra, continuava a bussare e a urlare nel tentativo di farsi aprire. Provvidenziale l'intervento dell'Arma che ha arrestato il 46enne, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, al momento è ai domiciliari. Ancora da Padova parliamo di lavoro, un call center che chiude per 204 lavoratrici padovane, l'alternativa è spostarsi a Milano. Inevitabili i licenziamenti, la loro rabbia ieri in strada. Sono quasi tutte donne i 204 dipendenti della Comdata che a Padova perderanno il posto di lavoro, altre 60 nel napoletano. Fanno parte di un call center una volta di proprietà Vodafone, ceduto 10 anni fa alla multinazionale. Sono le voci che rispondono al telefono per conto di compagnie assicuratrici e telefoniche. L'azienda ha deciso di chiudere la sede di Padova, l'alternativa più vicina è a Milano. È una mera formalità inserire l'indicazione del trasferimento, nessuno di noi è in condizione di trasferirsi, quindi questo è semplicemente uno specchietto per l'allodole per dire che ci danno questa grande possibilità, in realtà saremo tutti a casa. Sono donne con 20 anni di anzianità di servizio, anche per questo vengono scaricate. Perché la media dei nostri stipendi, essendo figli di mamma Vodafone, è più alta di quelli degli operatori neoassunti di Comdata. L'esperienza non è più un valore aggiunto, è solo un costo, a quanto pare insostenibile. Allora loro adesso licenziano qua 200 persone per assumerle appunto per togliere un ammortizzatore sociale che stanno già usando a Ivrea e assumerne a Cagliari, a Olbia, a Lecce, dove ci sono degli incentivi per le assunzioni e dove ovviamente vanno a prendere personale giovane, pagato molto poco, che ha molte meno tutele di quelle che noi abbiamo oggi. Conseguenze dell'abrogazione dell'articolo 18? Probabile, e per mantenere il posto fisso ci si può adattare a tutto. O ti abbassi lo stipendio o non c'è riscatti di anzianità, oppure come sindacato anche firmi degli ammortizzatori sociali per spremere ancora di più la collettività. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali, parliamo di lotta alla contraffazione con Confindustria Venezia e Rovigo che hanno dato vita a uno specifico gruppo di lavoro per sviluppare la cultura della legalità e i primi destinatari di questo gruppo di lavoro sono gli studenti. Anastasia, quanto le ho pagate queste scarpe? 5 euro! Si parte dai giovani, i principali destinatari dei messaggi ambigui e fuorvianti diffusi anche e soprattutto dalla rete che invogliano all'acquisto di prodotti di marca a prezzi stracciati, e agli studenti delle scuole superiori che Confindustria Venezia e Rovigo ha dedicato il suo primo evento di divulgazione della tematica e del progetto elaborato dal gruppo di lavoro che si sta occupando di lotta alla contraffazione, tema sempre più centrale nel dibattito sulla crescita economica e sull'occupazione. Gli industriali hanno pensato a un approccio ad effetto, uno spettacolo seminario intitolato Tutto quello che sto per dirti è falso. I ragazzi dal messaggio teatrale visivo, abbiamo già fatto alcune verifiche sul territorio nazionale, portano a casa i messaggi in maniera molto più chiara e più netta che sono dietro il nostro lavoro. L'Italia, si sa, ha un sistema produttivo che si caratterizza per la presenza di marchi famosi nel mondo. Si tratta di eccellenze fortemente esposte alla contraffazione. Parliamo di 8 miliardi di euro di fatturato che noi perdiamo, che le imprese italiane perdono, e 100.000 posti di lavoro. 100.000 posti di lavoro.
perché è un tema che non può essere sottovalutato e che dall'altra parte lede anche l'interesse del consumatore. Il settore più interessato dalla contraffazione è quello dell'abbigliamento, seguito dal mercato degli audiovisivi e dei beni informatici, elettronici e prodotti alimentari. Il settore più colpito è quello degli abiti, scarpe e accessori. I sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza tra il 2012 e il 2016 sono stati pari a oltre 1 miliardo di pezzi e per il 63% hanno riguardato beni di consumo. I danni dei prodotti contraffatti, taroccati, copiati sono enormi. La recente indagine che ha interessato le aziende infedeli del vetro di Murano ha messo in evidenza l'efficacia dei sistemi di controllo delle forze dell'ordine, ma c'è bisogno del coinvolgimento dei consumatori. Dobbiamo stimolare la collaborazione del cittadino, dell'imprenditore, del sistema, della comunità affinché questo malaffare venga segnalato e colpito. Esistono evidentemente anche dei ladri di lettini da piscina, lo hanno imparato a loro spese ad Abano Terme. Armato di sicurezza e decisione era arrivato alla piscina comunale di Abano, qualificandosi come magazziniere incaricato di prelevare materiale. Quindi con estrema naturalezza si era caricato 2 lettini prendisole del valore di circa 200 euro in automobile. Le indagini per risalire all'uomo, che nessuno aveva autorizzato a portar via i lettini, hanno portato i carabinieri nell'abitazione di un 52enne con piccoli precedenti. Recuperati i lettini, per l'uomo è scattata una denuncia per furto. La musica adesso, perché dopo 7 anni di assenza la grande musica pop rock, ma anche il blues e il funk torneranno a incantare Piazza San Marco a Venezia il 3 e 4 luglio prossimi. Infatti Zucchero sarà in concerto in una delle piazze più belle del mondo con il suo The Best Live. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che dopo aver consentito lo svolgimento di un festival musicale nel parco di San Giuliano a Mestre previsto per la fine di luglio, ha messo a disposizione l'area marciana per uno degli artisti più conosciuti al mondo per 2 serate che resteranno nella storia della musica leggera italiana. Venezia, città fatta apposta per l'armonia, per la grazia e per l'arte, così Zucchero descrive una città che ha sempre avuto nel cuore e che lo vede spesso passeggiare tra le cali. L'artista ha anche aderito alla campagna Enjoy Respect Venezia, promossa dal Comune per la promozione dei comportamenti virtuosi per tutti gli ospiti e i visitatori. Promozione anche dell'ambiente e del riciclaggio, questo è l'obiettivo del concorso che era stato indetto da Sarno e Consorzio di Bacino Sinistra Piave. È arrivata la premiazione a Conegliano con gli studenti più bravi. Riciclare vuol dire rifare la plastica, vuol dire tenere le cose, quelle invece di buttarle via se le tengono. Eccoli i piccoli partecipanti ai 3 eco-concorsi promossi da Sarno e Consorzio di Bacino Sinistra Piave tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie del comprensorio per incentivare corretto smaltimento dei rifiuti e lotta all'inquinamento. Al Teatro Toniolo di Conegliano la premiazione di Stampa e Ricicla, decora il presepe 2017 e raccogli l'olio, doni un tesoro. Oltre 14.000 gli studenti coinvolti, quasi 200 scuole, anche quelle dell'infanzia, 27 delle quali sono state premiate. Riciclare vuol dire usare dei materiali che sono già stati usati in un nuovo modo. Noi abbiamo realizzato una lampada utilizzando un flauto, un paralume vecchio e della carta di spartiti. Al concorso Raccogli l'olio, doni un tesoro hanno partecipato 7.600 studenti di tutte le età, che hanno raccolto in un solo mese ben 11.105 kg di olio vegetale esausto. L'olio usato, al riciclo del materiale plastica, tutto. È un premio che abbiamo istituito 2 o 3 anni fa e che incrementiamo un'altra volta. Abbiamo cominciato con i presepi, l'olio e forse ancora qualche cos'altro andando in futuro. Premiate anche le 13 scuole che si sono distinte nel concorso dedicato al Natale e al presepe. Abbiamo realizzato questo simbolo del Natale. Prima ci stiamo confrontandoci su varie tecniche da utilizzare. Ognuno ha portato alcune cose che magari i genitori avevano utilizzato per i vari lavori. Abbiamo dato anche delle idee, abbiamo messo tutte insieme le nostre idee. In Veneto si fa la raccolta differenziata, quindi si riesce a riciclare moltissime cose. Un percorso di rispetto dell'ambiente, un percorso di investimento nella raccolta differenziata, un investimento nel nostro, ma soprattutto nel futuro dei nostri figli. Il pericolo per le prossime generazioni, troppi telefonini,
poche azioni buone. Oggi io credo invece si è dimostrato esattamente il contrario, i nostri ragazzi ci sono, hanno voglia di fare e tutti i premi che hanno ricevuto sono la dimostrazione che il futuro delle prossime generazioni è in buone mani. Siamo in chiusura, vi ricordo, questa sera alle 21:15 torniamo a rivedere la sfilata, il giorno clou della Donata Nazionale degli Alpini a Trento di domenica scorsa, la terza parte della sfilata, quindi continuate a seguire se volete rivivere le emozioni della scorsa settimana. Ci sarà ancora alle 21:15 la terza parte della sfilata della Donata Nazionale degli Alpini alle 21:15. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 19 maggio. Sul Veneto prevale il bel tempo, asciutto e stabile su tutta la nostra regione. Ampio soleggiamento su tutti i settori con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sul Bellunese. Temperature minime tra 11 e 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà buono al mattino con tanto sole sulla nostra regione, dove il cielo sarà in prevalenza sereno. Nella seconda parte della giornata qualche acquazzone sui rilievi in genere. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 26 gradi. Non sarà altrettanto fortunato il Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà molto instabile, con molte nubi e con rovesci e temporali piuttosto frequenti nell'arco della giornata. Generale miglioramento però già entro la serata. Concludiamo infine con le temperature. Le minime saranno comprese tra 13 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 20 e 21 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.